I candidati sono tutti 5 presenti o rappresentati o presenti. Le domande vengono formulate, la prima dall'Associazione Forum Rifiuti e di seguito dall'Associazione ISDE, quindi Paolo Zanovello e Gianni Tavino. E risponderete alle due domande assieme perché hanno contenuti molto vicini. Abbiamo fatto per risparmiare tempo. Prego Zanovello. Domanda del Forum Rifiuti Zero, riciclo totale. In relazione ai preoccupanti valori delle emissioni degli inceneritori di camini, sia quantitative, 4 milioni di metri cubi di fumi al giorno, più 40.000 tonnellate all'anno di rifiuti speciali come scorie e rifiuti e ceneri. Poi che cosa c'è dentro a questi tubi? Polveri sottili, poco meno di 1 tonnellata all'anno, alla quale vanno aggiunte almeno altre 3 tonnellate di polveri secondarie, micro e nanopolveri, ossidi di azoto, anidride carbonica, metalli pesanti, tra cui 2 kg di mercurio all'anno, composti del cloro, oltre 40 mg di diossine negli ultimi 10 anni, complessivamente diciamo in questi ultimi 10 anni, di cui come 54 mg nel 2016, oltre a furani e ad altri composti. Praticamente è una quantità questa delle diossine che varia parecchio da anno in anno. Viviamo addirittura diminuire, però oltre a questo c'è il fatto che le diossine rimangono per 10 anni nell'ambiente. Per di più si dimezzano in 10 anni, ma poi rimangono ancora. Visto che in tutto il Veneto la raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale si dimostra un'alternativa ecologica ed economica alla combustione di risorse, quali impegni vi sentite di prendere nei confronti dei cittadini e con quali tempistiche? In merito a raccolta differenziata dei rifiuti, B. riduzione e riciclo degli imballaggi, C. chiusura delle 3 linee degli inceneritori. C'è un allegato che vi abbiamo mandato di avere la corrente. Alleghiamo una scheda di informazione. Fermiamoci perché il tempo è perfetto. Gianni Tavino per l'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE. Allora, considerato anche tutto quello che è stato detto e che attualmente a Padova la raccolta differenziata dei rifiuti non è particolarmente efficiente, anzi è poco efficiente. Questo produce molti rifiuti indifferenziati che vanno a finire all'inceneritore e produce quelle cose che abbiamo appena sentito all'inceneritore. Ricordo solo per incidentalmente che può sembrare poco 1,54 mg di diossina, ma ricordatevi che la dose pericolosa per un uomo si misura in picogrammi, che sono i miliardesimi di milligrammo. Quindi se grosso modo 120 picogrammi è la dose pericolosa per un uomo, i milligrammi sono pericolosi per milioni di uomini. Questo per avere un'idea che non sono cifre basse. Allora, tenuto conto di tutto questo, è disposto lei, intendendo lei come candidato sindaco, a valutare la possibilità di costituire una nuova società in-house a totale capitale pubblico per lo svolgimento di servizi pubblici quali la raccolta e gestione di rifiuti, raccolta differenziata porta a porta, trasporto, recupero, valorizzazione e in generale di servizi nel settore ambientale, con l'obiettivo di poter evitare il ricorso all'incenerimento di RSU e assimilati, perché è chiaro che se viene gestito da chi gestisce l'inceneritore c'è un conflitto di interessi. Il comune di Forlì, che ha un inceneritore di EGRA, società che attualmente gestisce anche i rifiuti di Forlì, insieme con i comuni limitrofi ha già deciso in tal senso, costituendo una new co, cioè una nuova compagnia che ha proprio questi obiettivi. Avete ricevuto anche il sito, il link a un sito dove trovate tutti i dati, compreso, se volete, l'allegato
dello statuto proposto per la nuova società da Forlì. Ecco, sono le 5:40, ogni candidato ha 4 minuti per rispondere complessivamente. Cominciamo dal candidato Bitonci, che in questo momento è rappresentato da Matteo Cavattoni. Allora, rispondo alle 3 domande. Raccolta differenziata dei rifiuti. Voi dovreste sapere che sono stati effettuati 2 interventi nella nostra città che andavano a sostanzialmente introdurre la raccolta dei rifiuti spinta, cosiddetta differenziata spinta, col metodo del porta a porta. Perché? Perché è quello che dà performance più efficaci, più efficienti sotto il profilo del riciclo. Hanno coinvolto nell'ultimo anno e mezzo 22.000 circa residenti tra domestiche, utenze domestiche e attività produttive, e ovviamente non abbiamo i dati sul 2016 completi oggi, però hanno portato tendenzialmente il riutilizzo del rifiuto, e cioè ad evitare che lo stesso venga bruciato nell'inceneritore, a una percentuale che dovrebbe essere, oggi è all'incirca stimata intorno al 54-55%, dovrebbe raggiungere con l'intervento che è partito a marzo di quest'anno una percentuale superiore al 60%. È ovvio che la raccolta differenziata col metodo che dà performance migliori, perché la performance, il rifiuto differenziato, quindi rimesso nel ciclo produttivo da cassonetto, è il 50%. Il rifiuto differenziato con il porta a porta è superiore al 78-79%. Quindi quella è la finalità anche programmatoria di quello che eventualmente sarà il proseguio dell'attività dell'amministrazione Bitonci, tenendo presente che il focus è il cosiddetto rifiuto zero, e cioè non mandare più nulla all'inceneritore, perché è possibile, e abbiamo performance già molto importanti che ci vengono date da ERA, e quindi non da altri, perché voi sapete che è ERA che gestisce anche per Padova la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento e i servizi assimilati. Su determinate categorie, tra virgolette, merceologiche del rifiuto, quindi vetro, legno, ferro e via di questo passo, siamo vicini al 95-97%. Anche, pertanto, per rispondere, spero di essere stato abbastanza chiaro, nel senso porta a porta ovunque, c'è un problema molto serio che va detto, però non è possibile fare un porta a porta puntuale quando questo non venga monitorato efficacemente attraverso un sistema che può essere anche di videocamere, se nella cintura urbana poi si verifica il cosiddetto fenomeno del nomadismo dei rifiuti. E quindi cosa accade adesso nella nostra città? Che molti arrivano dai comuni limitrofi dove è puntuale il pagamento dei rifiuti, caricandosi l'auto e lasciandolo nella nostra città. È per quello che abbiamo attivato la chiusura della cintura urbana, cioè dei quartieri periferici, proprio per evitare o quantomeno limitare questo fenomeno. La riduzione del riciclo dell'imballaggio. Voi sapete che noi abbiamo anche per questo tipo di attività attivato dei progetti che riguardano sostanzialmente il disimballamento di tutti i prodotti che è possibile disimballare, perché poi questi costituiscono una importante ricaduta sotto il profilo dello smaltimento dei rifiuti, ma questo tipo di intervento va necessariamente effettuato in accordo con i privati, la grande distribuzione piuttosto che gli ipermercati e i supermercati, che poi gestiscono, se ho capito la domanda e se è in questo senso la domanda, che gestiscono questo tipo di prodotti, e quindi molto spesso prima di arrivare a una convenzione ci sono una serie di passaggi in cui l'amministrazione pubblica deve imporsi anche nei confronti del privato. Chiusura delle pedine dell'inceneritore. È una risposta molto difficile, perché io almeno sono favorevole, ma il problema fondamentale è che l'inceneritore non è gestito dall'amministrazione comunale, è gestito da una società nella quale l'amministrazione comunale detiene il 4,86%. Si può non dargli però Io ringrazio chi ha inviato la proposta di deliberazione del Comune di Forlì, che ha, diciamo, tra virgolette, dei problemi un pochettino diversi dal Comune di Padova, e verrà studiata, però ripeto, io non sono convinto ad oggi, e mi perdoni se sono franco e sincero, che Forlì riesca nell'intento. Plaudo all'iniziativa, c'è una proposta di deliberazione, vedremo anche come si porrà l'azienda che ha un contratto di servizi in esclusiva
nella gestione dei rifiuti. Molto bene, grazie. Secondo Simone Borini. Sì. Allora, per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, è una battaglia che stiamo perseguendo da anni. C'è totale volontà nel potenziare quelle che sono attualmente le percentuali di raccolta che variano da quartiere a quartiere. Quindi l'obiettivo per quanto ci riguarda è quello sicuramente di una raccolta differenziata puntuale, anche perché questi tre argomenti, queste tre domande che lei ha posto sono tutte correlate tra di loro. È chiaro che nel momento in cui noi andiamo a potenziare con una politica e una scelta politica anche da questo punto di vista quelle che è la raccolta differenziata, e quindi augurandoci attraverso una programmazione che non sia a spot annuale, ma che sia una programmazione a lungo termine, quinquennale, attraverso anche quelle che sono delle forme di sensibilizzazione, perché io ritengo che il rispetto dell'educazione ambientale parta anche dai piccoli, quindi iniziare anche a promuovere quella che è una sensibilità anche nelle scuole, nei quartieri, attraverso quella che potrebbe essere il coinvolgimento anche delle associazioni, e perché no, attraverso quella che potrebbe essere dei riconoscimenti anche in quelle che sono dei quartieri con degli eventuali sgravi di imposte comunali, nel momento in cui andiamo a rilevare che ci sono ovviamente questi risultati che noi puntiamo almeno a un 80-90%, questo è il nostro obiettivo. La riduzione e il riciclo degli imballaggi. E qui ovviamente il comune può fare fino a un certo punto, vero è che può mettersi in accordo con quelle strutture private affinché anche gli imballaggi possano essere in questo caso riciclabili al 100%. Allora qui sì che potrebbe essere un'iniziativa intelligente da questo punto di vista, e l'amministrazione comunale può farsi ovviamente portavoce. Le tre linee degli inceneritori, una degli anni 50, una degli anni 70. È chiaro che noi dobbiamo affamare l'inceneritore, è l'unico modo ovviamente per portare a una linea improduttiva e quindi a far sì che questa cessi nella sua funzione. Vero è che l'unico modo per affamare l'inceneritore è quello appunto di spingere sulla raccolta differenziata, quindi convergo con quella che è stata la vostra prima domanda, deve esserci una politica ovviamente scelta dall'amministrazione comunale affinché si converga in quel punto, si sensibilizzi, si premi anche il cittadino, perché la sensibilità e l'educazione ambientale vanno a pari passo molto spesso anche le persone, se vengono in un qualche modo anche premiate di questa loro, se vogliamo, anche azione nel rispetto. Per quanto riguarda poi una nuova società in house, parliamone, vediamo come può essere eventualmente, se ci sono le prerogative. Io francamente denuncio il fatto di avere solamente un quasi 5% in una società in cui il comune può far poco o può in qualche modo anche intervenire. Ecco, dispiace che queste quote siano state in un qualche modo anche cedute, svalutate dalle precedenti amministrazioni, questo bisogna dirlo, non solo in quella attenzione di destra, anche in quella precedente di sinistra, ce l'ho contato. Ecco, quindi sì, bisogna dire quello che è, perché adesso effettivamente con un 4% nei consigli di amministrazione abbiamo ben poco. Quindi era da subito che potevamo. Sì, però magari con qualche percentuale in più, forse una parola in più anche uno poteva anche averla. Quindi ben venga un progetto che possa in qualche modo ridare al comune di Padova voce in capitolo, ma attraverso una politica, riassumendo, che sia strutturata nel quinquennio, quindi gli slogan valgono pochi, una politica di sensibilizzazione e di premialità anche per coloro i quali appunto puntano alla raccolta differenziata, quale unica strategia per rendere produttiva una linea dell'inceneritore. Grazie Simone Borini, la parola al rappresentante di Sergio Giordani, Andrea Michelezza. Sì, ragionando e argomentando per schema. Allora, i dati che abbiamo, cioè quella di una prestazione sulla raccolta dei rifiuti che danno una quantità differenziata intorno alla metà del rifiuto, insomma, di dove in tutta la città è al 75% invece di dove si fa la raccolta porta a porta con il sistema utilizzato a Padova, ci fa capire una cosa, che noi dobbiamo spingere in questa direzione. Quindi oggi completato il percorso che è iniziato da ormai diverso tempo
in città. Mi ricordo quando ero presidente del quartiere 3 che abbiamo con l'assessore all'epoca Bicciato fatto un questionario sul quartiere in cui chiedevamo alle persone se volevano iniziare la raccolta differenziata a Padova porta a porta, che ancora nei quartieri non c'era stata quella sperimentazione e poi partita avviata nel centro storico, c'era anche una grande disponibilità da parte del quartiere ad iniziare. Oggi noi abbiamo chiuso, insomma è passato molto tempo da quella volta, abbiamo chiuso il cerchio, l'anello della città, quindi nella parte, come dire, nella circonferenza, nell'anello esterno della città si utilizza il sistema porta a porta. Dobbiamo fare in modo che questo sistema avanzi nel resto della città, sapendo che questo è un passaggio anche, come dire, difficile sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista anche delle abitudini e dell'educazione, perché poi dovremmo affrontare, come dire, questo tema e questo sistema in quartieri anche complicati, penso a Arcella, penso a Porcellini, penso insomma a situazioni anche dove le caratteristiche di densità abitativa devono mettere a dura prova sia le capacità organizzative ma soprattutto anche la cultura, la predisposizione e la volontà da parte dei cittadini padovani di voler differenziare. Quindi noi dobbiamo andare a spingere su questi due tasti. Sono d'accordo con chi ha citato questi principi, cioè uno è quello della comunicazione e dell'educazione, vanno incentivate, cioè se noi non abbiamo la collaborazione del cittadino non otterremo prestazioni interessanti. Credo anche utilizzando strumenti nuovi. Io lavoro in ETA, per esempio in ETA abbiamo un'app che avvisa il cittadino quando deve esporre il rifiuto. Sono piccoli strumenti che con il ricordo quotidiano del messaggio educano anche il cittadino, così come la premialità, cioè un miglioramento delle tecniche, come dire, di raccolta deve portarci anche a poter incentivare il cittadino che rifiuta di più, anche con il conferimento dedicato e personale. Quindi credo siano queste le cose su cui dobbiamo spingere. L'obiettivo ovviamente è quello della riduzione della quantità di secco. Per quanto riguarda invece la riduzione del ciclo degli imballaggi, concordo, dico anch'io, insomma, l'obiettivo è quello di stabilire un rapporto più proficuo con soprattutto il privato. E per quanto riguarda l'inceneritore io evidenzio questi aspetti. Allora, noi dobbiamo migliorare anzitutto la qualità del rifiuto che portiamo all'inceneritore, perché questa è strettamente collegata anche alle sue emissioni. Per questo dobbiamo fare bene la parte, come dire, che ho detto prima. Questo è questo, come dire, è un obiettivo che poi ci consente anche sulla parte finale della fase a ottenere risultati migliori. L'altro è quello del monitoraggio, cioè serve una trasparenza e una chiarezza, un'informazione chiara su quelle che sono le emissioni di questo impianto. Sui dati, perché credo che tenere monitorata l'azienda, anzi penso che tenere monitorata l'azienda da questo punto di vista qui, e io penso che il Comune possa fare di più e meglio su questo piano, aiuti anche a tenere alto il livello di guardia e le iniziative che abbassano i valori di inquinamento. Sulla possibilità di costituire nuove società o organizzazioni diverse, siamo a valutare il conflitto di interessi oggi. A valutare, ovviamente tenendo conto di tutte le questioni che implica, a soluzioni anche di gestione differenti. Grazie carissimi. Lorenzo
Sì, grazie. Le domande sono effettivamente... Nell'ordine alfabetico, come le ho Le domande sono molto mirate e molto interessanti. Raccolta differenziata, d'accordissimo, il porta a porta, dobbiamo spingere, abbiamo esempi di ottima gestione da questo punto di vista, possiamo fare meglio. Riduzione degli imballaggi, ben venga un ruolo del Comune come attivatore di un processo. Ovviamente, è già stato detto, non è che il Comune... Però su questo vedo un ruolo importante sia nel partecipare ai bandi di formazione e di coinvolgimento di quell'attività progettuale legata all'economia circolare che oggi dispone di fondi importanti. Il Comune può partecipare e può farsi promotore anche di tutte quelle iniziative relative al Green Public Procurement su cui Padova è stata forte inizialmente, diciamo una decina d'anni fa, poi non si è fatto tanto quanto si poteva. Secondo me dobbiamo tornare a dare all'amministrazione un ruolo di apripista, di diciamo così, verificatore delle scelte organizzative che possono poi trascinare l'intero territorio, per cui secondo me questo è molto importante. Tra l'altro ci sono alcuni finanziamenti europei, lo dico perché sono referente per l'Università di Padova di alcune reti in cui l'idea di ripensare i processi logistici o i processi produttivi alla luce della sostenibilità e del riutilizzo dei materiali viene in gran parte finanziato da questi progetti. Chiusura delle 3 linee dell'inceneritore, anche qui è stato detto, l'inceneritore oggi è di un privato sostanzialmente su cui il Comune non ha grande parola in capitolo. Indubbiamente al termine delle concessioni il tema viene riposto sul tavolo. La linea 1 e la linea 2 non ho ancora capito quando scade la concessione di funzionamento, ma indubbiamente quello è un momento magico in cui il Comune deve intervenire e portare avanti. Teniamo conto che il rifiuto pro capite è sceso da 1,2 kg fine anni 90 a meno di 1 chilo oggi, quindi è sceso quasi di un 30%, quindi i volumi, tenendo conto anche che Padova ha ridotto gli abitanti, si sono ridotti in modo importante. Ovviamente poi con la diffusione della differenziata effettivamente bisogna andare a cercare i rifiuti, per cui credo che sia una situazione vincente per entrambe le parti, sia per l'amministrazione sia per l'azienda che tutto sommato oggi ha un impianto che dal punto di vista economico non è così florido. Mi riferisco alle linee 1 e 2. Per la linea 3 il tema è diverso e sicuramente va guardata con attenzione. Per me l'idea di usare il calore nel teleriscaldamento senza che diventi l'alibi per tenere acceso l'impianto in eterno è comunque una scelta da fare, perché oggi gran parte del calore viene buttato via e abbiamo delle importanti dei risultati ambientali importanti in termini di sostituzione delle caldaie di tutta la zona qui est della città. Costituire una società in-house per la raccolta differenziata è un tema interessante, dobbiamo fare 2 conti dal punto di vista economico, perché gestire un'attività di quel tipo non è una cosa che si improvvisa. A me piacerebbe molto, vedo chiaramente il conflitto di interessi in ERA nel raccogliere e utilizzare il rifiuto, ma io voglio fare uno studio fatto bene per capire cosa viene a costare, quali risorse l'amministrazione deve mettere e se ce lo possiamo permettere, perché voglio dire, attività di questo tipo in gestione pubblica richiedono estrema attenzione. Grazie Lorenzoni. Luigi Sposato. Sì, allora io credo che questo argomento l'ho focalizzato con 2 esempi pratici. Mercato San Severino è un comune del Salernitano che ha messo in atto una raccolta differenziata porta a porta con un sistema che va a incentivare proprio la raccolta, l'attenzione del cittadino verso lo smaltimento dei rifiuti. In pratica l'addetto si reca, prende il sacco, ogni famiglia ha un codice, in base a quanto con una macchinetta passa l'addetto e in pratica più si ricicla e meno si paga la tariffa dei rifiuti. Ecco, io credo che se non andiamo a mettere mano dalla tasca, nel portafoglio delle persone, è difficile
anche se molto è cambiato, per fortuna già partendo dalla scuola, tanta sensibilizzazione c'è nei confronti del riciclo dei rifiuti, però dobbiamo fare in modo che ci sia un forte incentivo alla raccolta differenziata. Dobbiamo veramente aiutare il cittadino a farsi promotore praticamente di questa necessità. E come? Quindi se da un lato quindi deve esserci una premialità, e questo è un esempio realistico, è una cittadina peraltro del sud che era quasi supera l'80% di raccolta differenziata, quindi è un esempio. E questo è un esempio. L'altro esempio è a Cadone, che è molto più vicino, dove sono i centri, i punti di raccolta. Ci sono delle aree dove vengono rapportati tutti i rifiuti, e anche lì ho visto che dal 25% di raccolta differenziata si è arrivato quasi all'80%. Ecco, io ho questi due esempi pratici, due esempi vincenti di come spingere le famiglie a diversificare, a fare lo smaltimento corretto. Però ecco, credo che ci sia necessità proprio di un incentivo per le famiglie. Quindi da un lato un incentivo, dall'altro sanzioni. Ritengo che comunque chi sbaglia debba essere penalizzato. Vi sono tante situazioni di cui non vengono rispettate le direttive dell'amministrazione, tuttora anche nei cassonetti che ci sono, se voi andate a vedere, insomma, non è che c'è il massimo della raccolta differenziata, della diversificazione del rifiuto. Quindi bisogna lavorare premialità e controllo sanzione. Sul discorso riduzione riciclo e imballaggi, credo anche qui che bisogna puntare in accordo con coloro che poi fanno tanto materiale non riciclabile o comunque tanto materiale di imballaggio, e puntare a un'attività anche questo premiante. Io andrei praticamente a valorizzare le strutture piccole o grandi o medie che vanno da un anno all'altro, che fanno una raccolta, una riduzione del riciclo degli imballaggi e una diversificazione corretta. Spesso molte persone non sanno che la bottiglia di vetro col tappo di plastica non possono essere gettate in un'unica soluzione, quindi bisogna fare una forte educazione, una forte sensibilizzazione, come dicevo, partendo dalla scuola. Ecco, il discorso degli inceneritori, è evidente che noi dobbiamo portare dei rifiuti che siano rifiuti, io dico sani, nel senso che i rifiuti sono delle opportunità. Guardate che in tanti paesi del nord dell'Europa è un'opportunità la raccolta differenziata, non è un problema. Addirittura alcune nazioni proprio vanno incerte di questi rifiuti. Abbiamo avuto anche degli esempi di molti rifiuti che dall'Italia sono partiti in diversi paesi del nord Europa. Ecco, quindi non dico che dobbiamo prenderci questi rifiuti e fare un business, però sicuramente si deve fare di più e di meglio. Sul discorso delle società in house, io credo che qualsiasi conflitto di interesse debba essere sanato. Bisogna personalmente capire meglio, conoscere meglio quali sono le dinamiche che regolamentano e regolano il rapporto tra amministrazione comunale e la società in questione, e se ci sono dei conflitti di interesse assolutamente bisogna intervenire. Noi dobbiamo da un lato salvaguardare l'ambiente, da un lato cercare comunque di fare in modo che le società che operano siano comunque restino sul mercato, perché alla fine sono società. Chiudo dicendo che io mi sono fatto fare, ci sono anche degli esempi sempre in Nord Europa di strutture, tra l'altro questa è una società di Milano, che per la purificazione dell'aria sono una cosa successiva, ovviamente, non ripeto la domanda, ma ci sono per andare a lavorare sulle polveri sottili. Si può lavorare attraverso anche i fondi comunitari, quindi si possono andare a sanare anche dei quartieri attraverso delle torri, insomma qua poi tecnicamente se ci saranno altre occasioni lo dirò. Questo è il primo giro, allora ci sono due domande che Dino Bizzotto leggerà, che sono dei beati costruttori di pace e di Caritas. Anche la Caritas, perché l'incaricato sta lavorando, viene trasportato all'orario. Ma abbiamo parlato di rifiuti, io credo che dovremmo anche tentare di recuperare il discorso delle periferie, intese come periferie sociali, ma anche come periferie ambientali. La crisi che è in atto non la chiamiamo emergenza, ma di fatto ormai è sempre più un sistema che dà molte imprevedibilità,
e quindi trovare una modalità di governo dove le regole sono quelle che valorizzano e tentano di recuperare in continuazione le situazioni marginali che altrimenti sono soltanto o rifiutate oppure sono solo quelle della carità. Si fa un po' di carità ma la persona rimane sempre in margini. E quindi io sento questa grande difficoltà, però se non recuperiamo con una rete e con una serie di attività che diano una cittadinanza attiva, sia come proposta di lavoro anche non continuativo ma di lavoro reale, per cui la persona si sente dentro alla realtà, o se no continueremo ad avere soltanto le emergenze per la borsa della spesa. Io sono un testimone purtroppo di una realtà drammatica riguardo a questo punto, perché la ricerca lavoro è avara, molto avara, e quindi l'aiuto anche dell'istituzione ad affrontare questo aspetto. Anche la Caritas vedo che richiama i pranzi della domenica e l'attività che si fa nelle varie parrocchie. Io credo che se non verrà attivata un riconoscimento dei diritti delle persone in quanto risposta ai bisogni reali delle persone e anche un tentativo di recuperare una serie di attività, proprio il recupero di attività sia materiale, recuperare la terra dentro la città, basta mattone e cemento, recuperare terra dentro la città e recuperare anche la dignità delle persone col lavoro, quindi la cittadinanza attiva. Su questo direi anche al Papa, la direi, io non posso saltare la borsa della spesa se non ho un lavoro in mano da offrire alla persona. E allora la cittadinanza attiva è da una parte riconoscere un minimo vitale, però legarlo al lavoro e quindi fare una proposta che sia una proposta interattiva, e credo che lavori socialmente utili, se vogliamo guardare proprio al discorso periferico, al discorso trascurato, al degrado che c'è in qualche situazione. Io credo che un lavoro di recupero sia culturale sia materiale sia possibile. Hai riassunto anche la Caritas? La Caritas dice qui in che modo pensiamo di affrontare queste situazioni che vanno dalle cucine popolari alle parrocchie alla domenica senza una prospettiva, se non consumare e basta. Mi pare che sia questa la domanda, no? Grazie. Allora le risposte facciamo nell'ordine inverso, comincia Luigi Sposato. Sì, io ho focalizzato la mia campagna elettorale su 3 parole: lavoro, dignità e futuro. Sono parole che io sto portando avanti in tutta la campagna elettorale. Credo che sia stata tolta la dignità alle persone a Padova, la dignità delle persone che non vogliono essere assistite. Le persone non vogliono avere, spesso si vergognano di venire in Caritas, andare in parrocchia, si vergognano perché hanno perso il lavoro, oltre i 50enni, persone che stavano del ceto medio, che devono andare a prendere la borsa della spesa. Io credo che questo va recuperato. Quando mi si dice come vedi Padova nei prossimi 15 anni, io vedo Padova con al centro la persona, però la persona senza lavoro non ha dignità e le persone non vogliono essere assistite. Non vogliono essere assistite, se non in minima parte, se non per quello che è vitale. Le persone hanno necessità di avere una possibilità di avere un'occupazione che li faccia arrivare a fine mese. Se noi non recuperiamo questo, noi non recupereremo il futuro di questa città. Guardate, questa è una cosa che io ribadisco fino all'ultimo incontro l'altro giorno, ho detto che queste 3 parole non le ho sentite mai nessuno: lavoro, dignità e futuro. Ecco, credo che sia primario questo. Io vedo l'amministrazione comunale non che comanda, ma che spinga dal basso verso l'alto. Le persone che soffrono, le persone che non arrivano a fine mese. Ci sono tante situazioni, non solo extracomunitarie, ma molti italiani. L'altro giorno in un dibattito mi è stato chiesto da un signore che abita vicino alle cucine popolari, mi ha detto che ovviamente a lui non piaceva l'idea della cucina popolare lì, e mi è stato chiesto: cosa fai tu per le cucine popolari? Lui si aspettava che io gli dicessi l'esposto. Io gli ho detto: guarda, se tu pensi che io voglia spostare ti sbagli, perché io tolgo da una parte un problema e lo rimetto da un'altra parte. Noi dobbiamo fare in modo che le persone non vadano alle cucine popolari, perché hanno una dignità, perché riescono a lavorare, perché riescono a sostentarsi. Guardate che questo è il centro di tutto, e tutto il centro è questo, però passa attraverso il lavoro.
come ha detto lei, lavoro magari anche a termine, che poi può diventare a tempo indeterminato, lavori socialmente utili, ripristino per esempio di quelli che sono gli utilizzi degli spazi verdi all'interno della città, ce ne sono tanti che sono gli orti sociali, già sono diffusi e anche altro. Ecco, io credo fortemente che questo sia la madre di tutte le battaglie. Credo che sia questa la madre di tutte le battaglie. Tutto il resto va benissimo perché serve, ma dobbiamo guardare una città nei prossimi 15 anni dove la persona è al centro dell'interesse dell'amministrazione comunale, se no, guardate, non ne veniamo fuori perché ci sarà sempre di più contrasto sociale, sempre di più guerra tra poveri, sempre di più vediamo l'altro e lo vediamo come il nemico, ecco, solo perché non lo conosciamo. Ecco, io chiudo dicendo che ribadisco che la madre di tutte le battaglie è il lavoro, perché quando 30 anni fa sono arrivati gli extracomunitari, l'ondata, nelle nostre aziende avevamo bisogno dei lavoratori, si sono inseriti, oggi abbiamo seconde e terze generazioni. Oggi invece questo non è possibile, vediamo l'altro come un problema, un pericolo che ci ruba un pezzo di pane, perché non c'è lavoro. Quindi condivido pienamente, tutte le iniziative dell'amministrazione devono essere orientate, ma devono avere al centro l'interesse della persona. Grazie, sposato. Lorenzoni. Grazie. Don Albino pone dei temi importanti. Ha parlato di periferie umane. È vero, quello che io vedo è un atteggiamento di paura in questa città, ma che nasce dalla solitudine. La paura del diverso, la paura dell'estraneo, la paura di un governo della città che è divisivo, sono tutte paure legate alla solitudine tremenda di questa città. Io credo che non ne veniamo fuori se non lavoriamo sul creare delle reti solide. La Caritas, con il lavoro bellissimo che fa con i pranzi dei poveri, è importante, è un esempio, è una risposta. Sono d'accordo che non dobbiamo dare risposte assistenzialiste, ma dobbiamo lavorare su queste reti. Queste reti sono la forza di questa città e guardate, sono la forza che mi esprime, perché io non sarei qui se non ci fossero state queste reti che hanno lavorato nel creare un percorso partecipato, una modalità di partecipazione politica che alla fine ha espresso me, ma che esprime se stessa. È importante che la città riavvicini l'amministrazione a queste reti. Questo è il lavoro che stiamo facendo e che credo possa dare una... Allora, in questo senso, le fragilità di questa città, che sono tante, sono le persone anziane, è la disabilità, è la povertà, è giusto il discorso sul lavoro, ma è difficile portare al lavoro delle persone che non sono in fase con il mondo del lavoro. Perché il mondo del lavoro oggi ha dei ritmi, delle modalità, delle richieste che non sono per tutti. È brutto dirlo, ma è difficile inserire. Allora dobbiamo lavorare con dei percorsi dedicati, è una cosa che possiamo fare, ma è estremamente difficile. Non basta andare in un'agenzia interinale e dire sono disponibile, perché queste persone hanno dei bisogni speciali. Ogni persona è speciale e una società deve lavorare sulla solidarietà reale, che vuol dire ascolto, che vuol dire creare dei percorsi individuali al limite. È un lavoro difficilissimo, ma lo possiamo fare. Dignità del lavoro vuol dire anche lavoro domenicale, per esempio, perché alla fine ci siamo fatti trascinare in una produttività assurda che crea ancora più solitudine, che crea ancora più povertà. Dobbiamo tenere fermo il timone e dire no, c'è un limite, c'è una dignità, c'è un obiettivo che va oltre. E va bene, adesso tutto il nostro programma poi è fatto sul creare delle relazioni umane, delle presenze in città. Però mi preme questa rete che abbiamo a Padova, che è forte, ma la testimonianza siete voi qui oggi, deve essere il valore su cui costruire l'amministrazione. Il mio sogno è replicare il Sermig di Torino a Padova, alla Prandina. L'ho detto più volte, avere alla Prandina una diciamo così, concentrazione di tutte le attività del mondo del sociale, in modo da avere una fertilizzazione di questi mondi e un rafforzamento di queste reti, può essere un progetto che per questa città diventa veramente promozione della persona. Grazie Lorenzoni. Andrea Vitalizzi che rappresenta Giordania. Sì, grazie. Mi sento molto in sintonia con questo ultimo intervento, credo che potremo lavorare bene insieme su questi temi. Allora, parto da un principio. Noi dovremmo assumere il fatto che il benessere di una città lo misuriamo sul come stanno le persone più in difficoltà, le persone più
che sono rimaste più indietro, le persone che fanno fatica a chiudere la giornata. E io su questa vicenda evidenzio una prima cosa, cioè in questa città pesano come un macigno i pesanti tagli che la precedente amministrazione ha fatto sul comparto e sul settore del sociale. Sono circa 9 milioni di euro tolti ai padovani in difficoltà con i tagli fatti su tre bilanci, e questi hanno avuto un peso molto forte sulle politiche di vicinanza verso chi è più in difficoltà. Quindi io credo che questo sia uno degli elementi che la prossima amministrazione dovrà prendere in mano immediatamente, cioè riallocare delle risorse su un settore che è un settore strategico. Poi occorre anche riorganizzare le politiche in questo senso. Allora, penso alla coprogettazione, cioè al fatto che non è solo l'amministrazione comunale che può farsi carico di tutto questo, ma deve costruire una rete che monitori e intervenga assieme penso al privato sociale, penso anche a tutto il mondo del volontariato e delle associazioni che lavorano in questo senso. Va fatto riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti che possono concorrere a fare un pezzetto, perché credo che da questo tipo di modello possiamo mettere in campo le energie migliori per intervenire nelle diverse situazioni in cui c'è bisogno. Credo che il Comune debba fare questo esercitando un ruolo guida, ma il ruolo guida lo deve avere anche nelle pratiche al suo interno. Credo sia importante avviare un'azione molto forte di formazione anche a partire dal personale del Comune che segue questo tipo di settore, questo tipo di problematiche, anche per aggiornarsi rispetto alle nuove situazioni che sono emerse, alle nuove risposte che gli enti locali insieme al tessuto delle associazioni del privato sociale possono dare. Altro elemento, vado a flash, scusatemi, ma il tempo è questo, è il tema del welfare generativo, ovvero privilegiare le modalità che mettono in gioco le persone in difficoltà e le possono inserire in un inserimento lavorativo. Guardate, io ho fatto l'assessore al verde pubblico un po' di tempo fa e avevamo una bellissima esperienza, sicuramente da migliorare, implementare tutto quello che vogliamo, di lavoro di cura e gestione dei parchi attrezzati con cooperative sociali di tipo B. Era un modo per impiegare in lavori importanti per la collettività personale svantaggiato. È un modo perché delle persone si possono rendere utili, avere un reddito e non andare a carico dell'assistenzialismo. Io credo che sia una leva molto importante da utilizzare. In questi ultimi 3 anni l'idea di ricorrere a gare sempre al massimo ribasso per lavori di questo tipo, scusate se faccio un esempio che a me è vicino, ci ha portato non solo a abbassare i livelli qualitativi di quelle che sono le azioni di manutenzione e gestione della città, ma abbandonare una pratica che dal punto di vista del sociale dava un contributo importante in senso attivo, non in senso assistenzialista. Non so se mi sono spiegato. Quindi noi dobbiamo riattivare anche questo tipo di percorso che sciaguratamente, è stato abbandonato in questi ultimi anni. Serve una programmazione, superare la logica dell'emergenza, ogni volta c'è l'emergenza freddo, l'emergenza fame, l'emergenza povertà, dobbiamo programmare queste cose anche con proposte. Sono temi questi dove alle volte si cede alla propaganda, perché la povertà e le condizioni di svantaggio alle volte danno fastidio a chi sta bene. Chiudo su questa cosa. Noi abbiamo fatto una proposta di consegna spesa e farmaci a domicilio per chi non sta bene, gli anziani soli e persone in difficoltà. Questo assieme ad altre che non ho tempo di dire penso possono essere delle azioni importanti.
Scusami se ti ho... No, è andato lungo io, hai fatto è bene. per l'uguaglianza che dobbiamo mantenere. Simone Boriri. Sì, grazie. Il sociale, anche il sociale è una scelta politica, è una scelta di investimento. Che cosa intende fare l'amministrazione del sociale? Quindi andiamo nel concreto. Perché lo dico? Allora, io di professione insegno antropologia sociale, quindi è chiaro che sono sensibile a questi temi per mia vocazione personale, per mia formazione e per mia anche libera espressione professionale. Quindi è chiaro che è un tema a me molto caro. Perché lo dico? Perché è un approccio probabilmente diverso, con una spiccata sensibilità e attenzione a quelle che sono le situazioni della fotografia a Padova. Noi abbiamo una situazione a Padova in cui noi dobbiamo includere famiglie, includiamo anziani, includiamo gente che ha disabili a casa, che è totalmente abbandonata. Stiamo parlando di 10.000 persone a Padova in condizioni indigenti e 3.000 anziani totalmente abbandonati. Allora, di fronte a questo scenario, io devo adottare delle politiche di sostegno. A questo punto, invece che investire, che ne so, 9 milioni o 10 milioni su un nuovo stadio, se mi permette, preferisco magari rinnovare le convenzioni eventualmente, creare una rete con quelle strutture presenti nel territorio ed aiutare questi cittadini attraverso quindi quella che è una politica attiva, attraverso quello che è un osservatorio sociale, che è importante, lavori di pubblica utilità. Non tutti riescono a pagare le tasse, le imposte, non arrivano, hanno difficoltà. Proviamo a studiare una politica che consenta eventualmente il recupero di questi attraverso degli interventi di pubblica utilità, per esempio. Anche questo si può fare. Politiche di parità. Lei giustamente diceva, stiamo attenti, perché se abbandoniamo determinati quartieri al degrado, rischiamo poi non solamente di non dare lavoro, ma di creare delle zone preventive violente. Quindi la questione del lavoro, la questione di rivitalizzare un territorio, la questione di consentire alla gente di inserirsi anche professionalmente con i lavori di pubblica utilità e non solo, anche di riqualificazione. Perché non tendiamo eventualmente a valorizzare delle professioni, tendiamo eventualmente ad avviare dei processi di reinserimento professionale con dei percorsi attraverso dei bandi sociali. Sono scelte politiche che uno fa. Allora, dipende dall'amministrazione se intende investire in questo settore o se intende investire invece in altri settori strategici che lui ritiene probabilmente questo tipo di settore una piaga sociale. Per quanto mi riguarda, sono della convinzione di sostenere le reti associative che fino ad oggi hanno fatto molto e, diciamo anche la verità, hanno sostituito quelle che sono le politiche anche sociali, perché se non ci sono state reti associative, parrocchie ed altre associazioni, probabilmente la situazione sarebbe precipitata, e quindi vanno sostenute col rinnovo di quelle che sono le convenzioni, potenziamento, bandi sociali, ma che mirino comunque a una riqualificazione. Va bene aiutarli, però cerchiamo di portarli nelle condizioni eventualmente di essere anche eventualmente persone dignitose, persone che possono mettersi in gioco nuovamente, e queste sono tutte scelte politiche. Grazie, siete bravissimi, 4 minuti sono pochi, ma altrimenti l'ultimo intervento è di Matteo Cavatton, giusto? Sì. Che rappresenta Bitoci. Siamo bravissimi anche perché c'è una certa atmosfera calorosa qui, quindi è bene concentrare. Temperatura ambiente, È temperatura. perché cambiamenti climatici. Hai toccato subito la Noi non abbiamo le questioni, No, stamattina l'acqua era fresca. Allora, poiché è piuttosto ovvio che io non sia qui per dedicare stomaci, in vista delle future consultazioni amministrative cercherò di essere il più veloce e trasparente possibile. Per quanto riguarda la problematica del disagio sociale, che è sempre più diffuso in Italia, prima ancora che nella nostra città, gli interventi che devono necessariamente essere messi in atto sono interventi miranti ad un reinserimento quantomeno parziale in ambito lavorativo. Concordo con una
Albino Bizzotto, che ha introdotto la domanda richiamando anche il Pontefice, che interventi di come dire, aiuti contingenti non risolvono il problema, sono delle soluzioni che in realtà fanno altro che spostare nel tempo molto poco il problema medesimo. E devo dire che, se posso dare un piccolissimo contributo a quanto è stato detto prima di me, gli interventi devono essere mirati per la fascia attiva in maniera specifica alla fascia della popolazione giovane che non riesce proprio ad entrare nel mondo del lavoro, e a quella fascia della popolazione che invece il lavoro l'ha perso e si trova in una situazione di disagio che, come è già stato detto e come ha detto molto bene Don Albino Bizzotto, crea davvero una periferia sociale nella nostra città. Altro è il problema invece di chi dal mondo del lavoro è uscito per ragioni anagrafiche e che si trova ad affrontare da solo una crisi economica generalizzata. Ecco che nei confronti di queste persone, che sono sempre di più, anche perché l'età media ai noi aumenta, tende ad aumentare, si devono creare degli strumenti ad hoc che non possono prescindere dall'opera di associazioni, ad esempio come la Caritas, che hanno realmente il polso del territorio. Sarò molto franco anche nel dire che l'intervento legislativo che ha eliminato i consigli di quartiere come ente istituzionale intermedio tra l'amministrazione comunale e il rione, dove si potevano conoscere in maniera più efficace le situazioni, ha lasciato un gap, un buco che viene coperto appunto dalla rete associativa, perché non è un mistero, io non ho retto quel referato, però ne conosco in parte le dinamiche, che è solo grazie alle associazioni come la Caritas che veniamo a sapere di determinati problemi, altrimenti nemmeno riescono a raggiungere in qualche modo l'ente istituzionale per comunicarlo, anche perché mancano degli strumenti per comunicarlo. Sulla questione è stata posta delle gare, dell'utilizzo delle persone nell'ambito del verde pubblico piuttosto che, io dico francamente anche piuttosto nell'ambito culturale. Noi abbiamo avviato degli esperimenti di guardiania dove io ritengo abbiamo quantomeno recuperato una dignità umana nella gestione delle guardianie degli edifici pubblici, magari edifici museali, dove si può unire anche, per chi vi è predisposto, una crescita culturale del soggetto finché si trova a lavorare. Certo è che è inutile nascondersi dietro un dito, l'amministrazione comunale può intervenire per una parte dell'anno, anche perché non può per legge rendere più lunghi i contratti, i progetti voucher, i progetti lavorare su voucher, non sappiamo che fine faranno, ma insomma spero che trovino una formula diversa. Per la restante parte dell'anno ecco che dobbiamo affidarci alla rete delle associazioni. Sul taglio del settore abbiamo opinioni diverse e non entro in polemica, perché è stata per il momento almeno una discussione, un confronto davvero molto pacato, mentre invece per quanto riguarda gli appalti assegnati con il minimo ribasso, massimo ribasso al minimo sostanzialmente, mi permetto di sottolineare che le cooperative di tipo B andavano proprio in quella direzione, cioè di sottopagare le persone che venivano utilizzate poi in determinati servizi. Questo si è visto ad esempio nei servizi di natura ecologica. In realtà, quando si è fatta gara, si è cercato di individuare la ditta o l'azienda in appalto che prevalesse nella media. Ecco, io questo credo sia uno strumento più efficace anche per dare davvero dignità, perché far lavorare le persone a 3 euro all'ora, per quanto sia meglio lavorare che non lavorare, non costituisce appannaggio, io credo, della vita. Allora, noi siamo alle 18:30. Abbiamo promesso che entro le 18:45 chiudevamo, casomai se siete disponibili, abbiamo detto sì, abbiamo l'altro. Sì, ve lo sto dicendo. Vi do lettura della domanda degli amici del Verde, la do per tutti perché molti dei presenti non l'hanno
ricevuta, e vi chiedo se potete rispondere in un minuto, insomma, per capire, perché la lettura è questa. La città di Padova risulta dalle ultime statistiche in cima alla classifica tra le città italiane a più alto inquinamento da polveri sottili ed emissioni in genere. Allo stesso tempo l'Italia di oltre 2.400 esemplari storici, oltre 30-40 anni dell'alberatura padovane tra il 2014 e il 2017, non compensati dal reimpianto di alberi di biomassa confrontabile, ma come alberelli tipo perocinese che una biomassa 100 volte inferiore, quella rimossa l'alto numero di piante nuove morte per incuria e l'eliminazione di arbusti sostituiti da prati anonimi, hanno inflitto un grave danno microclimatico alla città. La responsabilità è da ricondurre all'amministrazione comunale che ha governato in questi anni, con ripercussioni soprattutto sull'aumento delle morti premature causate dall'inquinamento. E il settore del verde a Padova non risulta ancora dotato di un vero e proprio regolamento del verde ad hoc, come invece lo sono molte grandi città italiane ed alcune vicine come Cadone, che San Donà di Piave, eccetera. Non possiamo dimenticare la situazione grave in cui verte il patrimonio verde di Padova, i giardini abbandonati come l'area sotto il cavalcavia di Dalmazia. Scusa? È saltato una riga. I giardini scolastici. I giardini scolastici, chiedo scusa, la vecchia giardineria di Padova per la riproduzione di piante, gli spazi di risulta abbandonati come l'area sotto il cavalcavia di Dalmazia lungo via Sarti, 20.000 metri quadrati delle isole verdi del cavalcavia Chiesa Nuova, l'antico vivaio, giardino Z'Antonio, le assolate e desertiche piste ciclabili, lo sceppe del giardino oggi destinato al parcheggio Iob. Sono tutte occasioni imperdibili per l'amministrazione per rivalorizzare i corridoi ecologici della città e ricostruire i nodi di una rete verde fondamentale per la salute dei cittadini. A questo riguardo sono inclusi anche la riconversione delle ex caserme, come la Prandina e la Romagnoli, a parco e non a parcheggi e cemento, in una città con la percentuale tra le più basse d'Italia di parchi e giardini, 1,18% censito dal Comune. A lei, candidato sindaco, poniamo quindi questo quesito che riassume implicitamente le impellenti esigenze di questa città per inversione di rotta ed allineamento alle direttive in tema di incremento del capitale naturale imposte dall'ultimo indirizzo della Comunità Mondiale per tutte le città e le metropoli, nonché dalla legge 10 del 2013 promulgata ad hoc. Quale programma prevede per la gestione del patrimonio verde a Padova, cosa intende fare per conservare al meglio e sviluppare il verde urbano, ci può dire quale misura intende mettere in atto nell'ambito della gestione e sviluppo del patrimonio arboreo anche come strumento ambientale di rimozione dello smog, di anidride carbonica, nonché di riduzione del fenomeno isola di calore. La risposta in 1 minuto e 3 secondi. Domanda, 10 minuti di domanda, 1 minuto di risposta. Molto velocemente, la domanda è a tesi, quindi esprime già un'opinione, non contesto la domanda, però rispondo che, per fare un esempio a spot, la riconversione del parcheggio di Piazzale Boschetti in parco, progetto già esecutivo, va in questa direzione. Per quanto riguarda il taglio degli alberi, informo che non è una decisione né dell'assessore al verde né dell'assessore all'ambiente, ma è una decisione tecnica presa sulla base, fino a pochissimo tempo fa, di una sola perizia. Oggi invece è possibile richiedere la seconda perizia in base proprio a una norma introdotta dall'amministrazione comunale che sia di soggetto esterno e che quindi possa in qualche modo anche proporre un ripensamento sul taglio. Il taglio comunque viene tendenzialmente, anzi assolutamente fatto per 2 ordini di motivi: sicurezza per l'incolumità di troppi cittadini e per malattia dell'albero. Dopodiché questa amministrazione avrà probabilmente ripiantumato alberi di massa diversa da quelli che erano stati tagliati. Io non ne sono precisamente a conoscenza, però per ogni albero che è stato tagliato ve ne è stato uno che l'ha ripristinato. È molto importante dire anche che è bene accordarsi con i privati, perché ad esempio il progetto con Ali ha fatto in modo che ci donassero 600 alberi che sono in via di piantumazione nella nostra città. Cosa... Basta. Il minuto è passato, prego. Allora,
Una delle politiche che intendiamo adottare è quella del ripristino del settore verde, che ricordiamo essere stato ovviamente incorporato, cancellato, incorporato, chiamatelo come volete, ma non è più autonomo, quindi questo va fatto immediatamente. Protezione e direi anche salvaguardia dei cunei verdi. Ecco, voi sapete che la posizione dei 5 Stelle non è quella di fare parcheggi, ma è quella piuttosto di fare anche dei cunei verdi, ma i cunei verdi vanno protetti, vanno salvaguardati, ce ne sono effettivamente a Padova, potrebbero essercene di più, molti di questi non hanno neanche un custode però, quindi è bene anche attribuire eventualmente ad ogni cuneo verde, ad ogni parco, anche eventualmente la figura eventualmente responsabile. L'adozione del patrimonio arboreo, è vero, 1000 alberi sono stati piantumati, ma 800 sono stati sradicati, una media di 71 al mese. Calcolate. Bene, Piazzale Boschetti, mi va bene, e la futura, il prossimo parco Tito Livio sarà un parco, non si sa perché nel progetto non è prevista la piantumazione di un solo albero. Quindi mi va bene allora che ci sia eventualmente un'area che non sia un parcheggio, ma ritengo, per quanto ci riguarda strategico, eventualmente adottare anche eventualmente ogni cittadino un albero, per esempio. Questa è una nostra politica che intendiamo ovviamente portare avanti. Per quanto riguarda poi anche la questione della qualità dell'aria, noi siamo per una mobilità sostenibile, intelligente, quindi è chiaro che siamo per i bus elettrici, siamo per quello che è il potenziamento delle piste ciclabili, che va bene, ma andrebbero anche protette queste piste ciclabili, perché molto spesso troviamo macchine che vi parcheggiano sopra e quindi sarebbe opportuno anche prenderle in mano e fare un lavoro serio da questo punto di vista. Vanno bene anche il bike sharing, questa mobilità dolce, no? Di scambio di biciclette. Abbiamo 29 postazioni a Padova, l'obiettivo è quello di incrementare almeno in 50. Grazie. Prego. A te. Sì, allora su questo tema, primo punto, d'accordissimo con gli amici del 5 Stelle, il tema del settore verde. È stato eliminato il settore verde pubblico del Comune di Padova, cioè la struttura che segue a tutto tondo e organizza e fa la manutenzione al verde della nostra città. Provate a pensare voi se eliminiamo il settore mobilità o se eliminiamo il settore che ne so, interventi sociali, cosa succede in quel tipo di settore? Il settore non è stato incorporato in un altro, quasi corretto, aggiungo, è stato smembrato in 3 settori diversi: infrastrutture, ambiente e manutenzione, quindi è seguito anche da, come dire, soggetti differenti. Questo crea grande disorganicità in un settore che invece ha bisogno di essere seguito a tutto tondo. Cosa serve fare? Ripristinare il settore verde, fare un piano del verde sia per la gestione e organizzazione delle aree, la tutela dei cunei verdi, la tutela del verde pubblico, la gestione del verde che nel frattempo tra l'altro si acquisisce. Bisogna porsi il tema del anche gestione e regolamentazione, creare una cultura sulla gestione del verde privato, anche quello è un beneficio per la città. Vado di netto perché abbiamo poco tempo. Alberature. Per avere una città con tanti alberi e in salute, l'unico modo e l'unica strategia, come dire, efficace è quella di piantare tanto e piantare bene. Solo se noi teniamo alto il ritmo degli impianti degli alberi, abbiamo nel tempo un volume dell'alberatura che resta alto e in salute. Quindi questo è un aspetto che bisognerà. Legge 10 sono d'accordo. No, sono d'accordo, prima non vorrei interrompere nessuno. Bisogna dire che penso che tutti i candidati siano d'accordo nel far sì che ci sia un referato unico su ambiente e verde. No, io non dovrebbe essere ambiente e territorio. Bene, no, Lorenzoni, poi scusate. Sì, grazie. Sul tema del ripristino del settore verde, d'accordissimo, è un fatto di conoscenza, di modalità di approccio al problema. È come sulla mobilità, dare al capo dei vigili il settore mobilità vuol dire avere un'idea diversa da quella di darla a un ingegnere che fa i piani della mobilità.
per cui d'accordo a ripristinare il settore del verde, d'accordo ad avere un discorso non in quanti alberi, ma in termini di massa verde. È completamente diverso, perché possiamo mettere 100.000 bonsai, ma dal punto di vista degli obiettivi che ci prefiggiamo non è che otteniamo. Quindi dobbiamo ragionare in termini di massa, dobbiamo ragionare in termini di progettazione del territorio. Non mi basta il piano del verde, io voglio il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, il piano d'azione per l'energia sostenibile, il piano per la qualità dell'aria, il piano per la mobilità sostenibile e il piano per il verde, tutti integrati in una logica che sia coerente. Questo è il lavoro che dobbiamo fare, compresa una rivisitazione del PAT. Abbiamo 4.600.000 metri cubi da costruire che non ci servono per ragioni che nel minuto non mi ci stanno, e quindi dobbiamo avere coraggio, mettere mano al PAT e rivederlo completamente. Cunei verdi vanno preservati, c'è stata un'aggressione secondo me colpevole col sistema delle compensazioni a questi cunei verdi, dobbiamo preservare il verde. Parchi sono stati gestiti secondo me in maniera inadeguata, penso all'Iris, penso al Basso Isonzo, i Salici, il Milkovic, le Farfalle, tutte zone dove in un modo o in un altro il volume verde è minacciato. Si tratta di spenderci qualcosa, sono d'accordo, ma è un investimento che la città si merita. L'ultimo sposato? Sì, velocissimo. Ecco, io essendo un uomo d'impresa sono abituato poi a lavorare sui numeri e quindi io credo che una buona amministrazione possa definirsi tale quando i numeri sono di un certo tipo, per esempio legati al reddito pro capite, un aumento dall'inizio dell'amministrazione alla fine dell'amministrazione e la riduzione dei reati, e l'aumento dell'occupazione, il saldo positivo tra cemento e verde. Ecco, ho segnato su alcuni parametri per dire che cosa? Che il saldo deve essere positivo al termine del periodo di un'amministrazione. Come può essere positivo? Rigenerando per esempio le strutture già esistenti, gli edifici, quindi non cementificando ulteriormente, e manutenzionando meglio il verde che c'è già, la rigenerazione urbana, un misto tra quello che è l'arredo urbano e appunto il discorso del verde pubblico. E il discorso dei fiumi, che è anche importante, abbiamo dei fiumi in città che comunque potrebbero essere e devono essere un attimino anche rivisti e manutenzionati. Il discorso dell'idrovia, per esempio, abbandonato. Badate che se noi abbiamo, come 50 anni fa, una concomitanza di acqua piovana, col Piove o col Brenta, andremo sotto l'acqua a Padova. Quindi bisognerebbe veramente pensare a un'azione sistemica che vada ad abbracciare in maniera preventiva tutto quello che può essere una buona amministrazione, che ribadisco in termini di verde, dall'inizio alla fine deve essere positivo il saldo, come poi nei dettagli spero ci sia un'altra occasione per poterlo evidenziare. Vi daremo notizia di come Spartaco, che è il nostro mago, metterà su YouTube, vediamo, tutto questo in maniera che voi potete rivederlo e sentire meglio le risposte. No, è sicuro che avete detto delle cose che sono interessanti, anche degli impegni vi siete presi, ed è importante questo, non è importante che